Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. È Baion cinese, qua esugue ga 12 giocatori. Un baia na rete da obiettivo e le gambe e piedi da mestieri. Un pubblico de fan passionade che andei a drill dei giocatori. No, non è mio sport fatto su in Inghilterra in te secolo XIX. Al semo drill de scuole su Baion antico, quasi 2000 anni. E il suo nome era Kuyu. O Tsuchu, traduzione calzare la baia. In 2004 la FIFA la riconosciuto e Tsuchu come più antico stile di Baion del mondo e i giocatori potevano colpire la baia intergol con le gambe, i piedi, spalle, petto e testa. E Tsuchu è venuto fuori dalla dinastia Han tra 200 AC fino 220 DC come una forma di competizione per la pratica dei militari. Ma in città ricche come Lindsay, essa è diventata una forma di divertimento in le corti reali. L'imperatore Han Wudi piaceva tanto gli sport che ha fissato le regole ufficiali per le partite dentro il palazzo. In quel libro Yu Cheng-min siamo buoni da cattare alcune di queste regole. Baie rotonde e pareti quadrate con fai yin yang, rette in forma di lune opposte. Si per ogni banda guaivi in numero se fa la scelta del capitano e dell'arbitro. Regole incambiabili. Non si fa conto di amici e famiglia, non la soddisfa favoritismo, tenere la giustizia e la pace. Tutto questo è caro per egoiare il jugo, così come si fa caro per condurre pulito la nostra vita. Il campo magnetico della Terra eseguiu diventare fiacco e ormai il casca 10% della media globale. Ma questo fenomeno è tresso assai in una regione che la va dal Sud America in l'Africa. Questo fenomeno è conosciuto come anomalia magnetica dell'Atlantico Sud e ormai ha fatto disturbi tecnici in dei satelliti in orbita della Terra quando che si è parso di questa regione. Ancora non ha una spiegazione per questo fenomeno e così senza condizione di fare una previsione per il futuro. Il campo magnetico della Terra è imprescindibile per la vita del nostro pianeta. È una forza complessa e dinamica che la fa la nostra protezione dalla radiazione cosmica e delle particole solari. Le teorie attuali le dicono che il campo magnetico si crea, al manco in gran parte, da un oceano di ferro liquido supracaldo in gran movimentazione che sente il nucleo della Terra, intorno a 3.000 km sotto i nostri piedi. Lavorando come un conduttore elettrico che gira, compagno al dinamo di una bicicletta, sto flusso le fa la produzione di elettricità, responsabile per la creazione del nostro campo elettromagnetico. Ma i geofisici sa che questa spiegazione è parziale, da sa che anche la movimentazione delle onde dell'oceano le aiuta nella produzione del campo magnetico. Sto campo magnetico è lontano di essere statico e cambia in forza e direzione tanto in tel spazio quanto in tel tempo. Come esempio, gli studi attuali dicono che la posizione del polo nord magnetico deve cambiare svelto. Negli ultimi 200 anni il campo magnetico ha perso 9% della sua forza in media globale. La riduzione dell'intensità magnetica la sta più forte tra la Sud America e l'Africa. In questa regione, negli ultimi 50 anni, la forza minima del campo magnetico la cascata di 24.000 nanotesle per 22.000 nanotesle, intanto che nello stesso tempo la regione dell'anomalia la andà a ovest, nella velocità di 20 km/h. Questo cambiamento può essere un segno che la Terra deve camminare verso una inversione dei suoi poli magnetici, quando che il polo nord e sud cambia di posto. Questa situazione è ormai succedesta tante volte nella storia della Terra, ogni 250.000 anni circa. Ma bisogniamo più tempo di studio e osservazione per sapere cosa che veramente deve succedere. Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta.